Avanza il sindaco Giuliano Martini e porta sulle sue spalle tutti i suoi 3.300 cittadini e in particolare i due che sono mancati per primi di coronavirus, Adriano Trevisan, morto giusto 2 anni fa, e Renato Turetta, il suo amico. I fiori con la semplice scritta «L'amministrazione comunale ricorda le vittime del Covid-19» vengono deposti davanti all'ulivo piantato 1 anno fa. Un timido sole abbraccia tutti mentre la tromba risuona. L'emozione riempie di cuore le note. Il sindaco prende la parola e ricorda il pomeriggio di 2 anni fa, quando il direttore generale dell'ULSS 6 gli annunciava che erano di voi 2 pazienti ricoverati con una polmonite da Covid-19 a Schiavonia. Adriano Trevisan, un cittadino, un padre di famiglia, morirà in poche ore. Fa memoria, ma guarda avanti il sindaco. Se fossero qui oggi avrebbero capito che sono stati fatti molti progressi da allora. In 2 anni il 90% della popolazione è vaccinata e difficilmente avrebbero perso la vita se avessimo saputo quello che invece noi adesso sappiamo. La memoria scorre, il film di questi 24 mesi. Le 3 serie di tamponi, test sierologici convochi diventa un grande laboratorio con lo screening voluto dalla Regione e coordinato dal microbiologo dell'Università di Padova Andrea Crisanti. Il nostro sacrificio in quelle 2 settimane, soprattutto nelle 2 settimane di lockdown in cui eravamo chiusi nel nostro territorio e abbiamo dovuto reinventare cosa significa, cos'è il lockdown e reinventare tutte le modalità operative per poter affrontare un domani, ha fatto scuola in quanto direi che qui si è sperimentato per prima in una piccola comunità tutto quello che bisogna sapere, imparare, organizzare per mantenere vive le scuole, per mantenere vive le attività, tutte le attività che ci danno da vivere. E ringrazia il sindaco Martini. L'Ulivo ricorda le vittime del coronavirus, tutte le vittime, ma è anche un simbolo di speranza e solidarietà.